Cosa vuol dire restaurare un libro? Ecco, arriva un cliente, ci porta il suo libro, un po' distrutto, un po' rotto, e noi dobbiamo metterlo a posto. Ovviamente dovremo cercare di non stravolgere le caratteristiche del libro, e per questo abbiamo tele, carte anche un po' antiche da poter usufruire e per sistemare questi libri che ci portano. Ci sono due modi per restaurare veramente un libro: o si riesce a recuperare tutta la copertina, oppure si deve rifare una copertina cercando di essere più vicini al tipo di libro che ci è arrivato. Se si rimette a posto la copertina usando tele e carte e mantenendo quella che c'era, viene quasi simile. Se invece la copertina non c'era o è completamente distrutta e va sostituita, ecco che interveniamo con una nuova copertina, cercando possa essere più adeguata all'età e al tipo di libro, e quindi usiamo o tele o addirittura delle pelli per i libri, quelli più belli e più di valore. Riusciamo a inserire dopo anche una stampa in oro, che è un po' la nostra caratteristica e che dà il bello del libro, perché un libro rilegato senza una stampa in oro è un libro fatto a metà, mentre con una stampa dorata il libro acquista un sacco di valore. Il libro viene dorato con l'oro zecchino che compriamo in foglie e stampato con i caratteri mobili a caldo sul dorso. Questa è un po' il nostro fiore all'occhiello, diciamo, perché è una cosa che si fa a mano, che si impara negli anni, che non è per niente intuitiva, ma ci vuole qualcuno anche che la spieghi, e quindi è un po' un segreto della nostra legatoria. Ciao, sono Antonio, il titolare della Legatoria Artigiana di Padova. È aperta dal 1950, quando l'ha aperta mio padre, Renato. Ho appreso da lui tutte le varie tecniche che ha prese lui a suo tempo, un po' alla volta, all'inizio solo per curiosità, poi anche per passione, perché la passione mi è venuta un po' alla volta. Questa nostra legatoria si chiama artigiana proprio perché riprende e porta avanti le cose artigianali nate qualche secolo fa, quando è nata la stampa del libro sulla carta. Usiamo, come dice la parola, cose artigianali, quindi le carte di un po' di tutte le grammature e i tipi, vecchie e nuove, le tele vecchie, le tele più nuove, o quello che ci ispira al momento, che vediamo che possa servire per il libro che ci arriva, le similpelli, le pelli e le colle. Nel corso degli anni sono un po' cambiati questi materiali, però noi cerchiamo di mantenere sempre una certa unicità in questo nostro lavoro. Quando ci arriva un libro vecchio cerchiamo di capire, guardandolo, cosa realmente può servire per questo libro. Ma abbiamo ovviamente anche qualche macchina che ci può aiutare, delle macchine manuali tipo taglierine a mano, tipo i telai per poter cucire a mano, perché noi cuciamo ancora con l'ago e il filo dove c'è bisogno. Usiamo però anche una taglierina elettrica, chiaramente, perché per i libri spessi ci vuole anche quella. Usiamo le colle, i pennelli e soprattutto per il finale del libro usiamo le presse. Spesso mi chiedono com'è nata la passione per questo lavoro. In realtà questa passione l'ho coltivata nel corso degli anni, e scoprendo la bellezza dell'artigianalità, la cura del dettaglio per i libri, di alcuni passaggi fondamentali, e la ricerca del bello nel lavoro, perché anche quello è molto importante, fino a farla diventare una vera e propria forma d'arte.